numero 20. All'impo che imbaronuma le lettere e adesso ringraziamo tutti cui che l'hanno scrivute ultimamente, e cioè Andrea Giovara, Nella Vergnano, Adelmo Bernardini, Ignazio Cunio, Livia Consavella, Vittorio Torello, Maria e Prospero Tosetti, Aldo Giusta, Franca Rossetti Cavallero, Fiorenzo Patrone, Cavalier Franco Ferrero, Maria Teresa Millanaccio, Giovanni Barberis del Corriere Asilianese, la cita Claudia Vietti Michelina, Piera Feroglia, Rosemma Magnone Morone, Grazia Bottalla, Alberto Garrone, Aldo Morales Daltor, Giorgio Palazzolo, Francesco Beccaria, Roberto Grospietro ed Esther Franzos. A tutti grazie per le bellissime parole. E adesso Mario Castagneri con i nostri cruci. Certe volte mas mia fino ad essere noioso, ad essere il solito scontento e tutti, ma poi pensando bene e convincio che la colpa non è mia. Se slamentuma la colpa non è nostra, alle proprie le cose della società del didanchei, che vanno sempre tutte per il verso sbagliato. Se c'era tanto, ma es fa sempre poco, troppo poco, in tutti i campi. Prima per esempio è il problema delle ambulanze. A me incredibile disse, ma in una città come Turin le ambulanze in servizi sono una quinzena lungo del dì e una dozena per i servizi notturni. Per una città che con la cintura supera il 1,5 milioni di abitanti, a me è una cosa ridicola. Una cosa da notare che queste ambulanze sono diversi enti e appartengono ad amministrazioni diverse. Hai per esempio la Cruz Rossa, che ha le sue poche, la Cruz Verde, che ha le sue altre poche, e i pompista che hanno le sue 4, che però avevano impiegato ma per le urgenze e le esigenze proprie. Una volta era un'organizzazione chiamata Turin Urgente, ma dato che andasia veramente bene, l'hanno lasciato andare a bel, facendo al NIA manché i finanziamenti in tanto conflitto di competenze tra regione e comune. Pagano in T, che pagano in me, dai primi della stante 3, Turin Urgente alla pina in visnaliera. Così alle morta, avanzando ancora adesso, 32 milioni dal comune e 20 dall'ospedale San Giovanni. Per lei mi saluta per sempre la possibilità e c'è il numero sul per avere subito un'ambulanza a disposizione. Adesso per trovarla bisogna fare tutti i vari numeri dell'organizzazione, perdendo tempo prezioso che magari servirebbe a salvare una vita. Parlando del personale e delle ambulanze, il discorso si fa ancora più critico e drammatico. Una volta era ventilarsi che su ogni mezzo di soccorso doveva essere un medico. Triste a dirlo, la maggior parte delle volte, insieme alle ambulanze, non neanche un infermiere. I due sono semplicemente l'autista e un portavarela. Parei, se fosse da intervenire urgentemente, ognuno sa farlo, e già due a pelmere tranquillo. Una volta, al nostro corso, lo chiamavo urgente, adesso pairaci a me, ognuno non manda niente. Quando che un'ambulanza ha la necessità, possiamo stare tranquilli, che sto per qua. Una canzone con al piccolo coro dal Maffei, da Luperetta Pericit, il paese dei Campagnelli, versi di Asterella, musica di Giorgio Lupica. Pulenta Pulentà. Condite ben, c'è da leccarsi a volte anche le dita.
finalista dal Nos Festival, Piero Ferro, ad Isla Poesia, Cri ad Libertà. Antitiroi la smana bin sistema, stipuma ogni sorta drumenta, rabbie, bastarderie, sangan velenà, soprusi, violenze, purcherie, vilanade, invidie, egoismi, dicerie, tort, sagrin dolur. Gunfiuma, senza banfè, sbutè, plena parola, fumna masnà superior, la triplice canguerna. Tratta col frustin, ad la sua repubblica noi poveri cittadini. Però la domenica a una certa ora la stadio aspetta. Ecco la clinica, quella pimpiota, per iniziare la cura. Miracolose su un calcio l'endovenuse. Bere guarì, d'incant le forze turno a fiori. Riacquista il gavas la libertà, manda fora, minuto per minuto, al socri per ses di suffucà. Cornuto. Al claqueur Mario Ferrero e la Miss Beppe Moncalè, che ricordo gli artista turinese Anna Volta. Sì, allora Mario, con qualcosa del vecchio varietà, le riviste per esempio? Ah, t'interessa? E come no, certo. E va bene, d'accordo, ma cosa vuole sapere? Ma sei pas, con qualcosa di Zabluet, dal nome sdiria francese. Francese? Ma che turinese, puro sangue te le di. Pensa che si chiamava Teresa Ferrero, più turinese che parei. E sta Isa Bluetta traiava ma canti teatri di Turin? No, pensa che il suo più gran successo alla visto alle Folies Bergère di Parigi, il più celebre teatro di rivista. E pensa che mi è sempre creduto che le Folies Bergère ho fatto il teatro di Berger Foy. Ma va, ti sei studiato da fe. E diceva che Isa Bluet ha avuto successo dappertutto, anche a Roma, al Salon Margherita. È stato un vero trionfo, applausi, acclamazioni. Ma ciò, a Roma fanno presa, acclamazioni, ovazioni, adunate oceaniche, e Roma visne tante, ciò. Sì, ma cui Isa Bluet ha ieri successi sul serio. Presentava, mi ricordo, la rivista Adama ed Evo. Oh bella, Adama ed Evo. Evo all'era pa per caso di noi qui lì, ciascui che ha costume adesso? No, ma che? All'era un titolo satirico. Pensa che in quella rivista era una canzone a dritto. Che l'ha successo ancora adesso. Camminava con le parole: che bei fiori carnosi son le donne dell'Havana. Ah, sì, me lo ricordo benissimo anche mia, le Creola, no? Ecco, bravo, Creola. Proprio parei. E adesso la fa su scutè da Graziella Ciaiolo. Carnosi sono le donne dell'Havana, hanno il sangue torrido come l'Ecuador, fiori voluttuosi come coca boliviana, i
cuore si inebria, va cantando ogni ora. Creola, dalla bruna aureola, per pietà sorridimi, che l'amor m'assa. Straziami, ma di fatti saziami, mi tormenta l'anima uno strano mal. La lussuria passa come un vento turbinante, e gli odor più perfidi reca ogni or con sé, e di cuori squassa quella raffica fragrante, e inginocchia gli uomini sempre il loro piede. Creola, dalla bruna aureola, per pietà sorridimi, che l'amor m'assa. Straziami, ma di baci saziami, mi tormenta l'anima uno strano mal. Straziami, ma di baci saziami, mi tormenta l'anima uno strano mal. Signore e signori, vi presentiamo i grandi drammi. La finanza. Ampio proprio il sangue. Ste tasse a massacro. Tutto va a finire a Roma e lì i nostri soldi vengono distrutti. Sottratta i debiti calano sempre. All'è il camposanto di nostri sudor. Vi abbiamo trasmesso il tumulo dei redditi. La sport. Certo che anche in il football è fumato belle figure. I nostri giocatori fuori dal campo sono miliardari, ma in il campo sono pellegrini. Guarda, dappertutto andò a giocare la nostra nazionale, la gente subia. Se tutti i campi sono zubiati e non finito. Vi abbiamo trasmesso il giardino dei fischi continui. L'industria. Allora, avvocato, che la vendi a aria con me alla riunione industriale europea a Cannes? No, mi preferisco andare con me 26 metri a camminare. Via mare, più sicuro. O se no, fuma una cosa. Andiamo via terra tranquillo con il nostro treno. Vi abbiamo trasmesso le vie dei signori sono infinite. Il giornalismo. E la svede che il giornalista sportivo milanese senza nessun motivo continua a dene adossi al Torque e alla Juve. Lei altro che visto. All'Angamera con le sue due squadre, cioè al Milan e l'Inter, che stani hanno fatto live. Perciò a svendico come capello. Vi abbiamo trasmesso la piccola vendetta lombarda. La musica. Ma insomma, ma possibile che al gagno che suona il tambur a pesanende a tempo? Ma come che fa, por diavolo, le giorni come nulla? Vi abbiamo trasmesso il tamburino sordo. A richiesta generale a sun tornar con noi Asap! Ah sì? Tartaia, Mario Ferrero e Mi son un po' come te, Macar Marlus. Io mi evolvo. Mubiglia, Beppe Admucale. Brgaref! Dangaref!
e t'approfitti perché me le mag due pedai e ti sei cilindro, ma me il numero da targa, sai? E vengo a tuchete a qua e lo dico me affamatore sa cambia l'urli e fa sommarci tutti in ginocchio altro che te i rasantini ai por disgraziati che marcia un bicicletta disgraziato. Tartaia, ma che dasket creparei, ma con chi te la sturna? Oh, ciao mobilia, lei con col delinquente laggiù a macchina, a momenti mi è piaciuta. A me arrisché con la bici e ormai si va alla Fiat o si va e fammelo dire per piacere. Ma dimmi lo che devi dire. Al pronto soccorso. Ma sta tranquillo, fatene sempre il feeding Mars. Sai che c'è poca suta, andasi appena bene. Ma te tu sai che per gli automobili adesso hai l'assicurazione obbligatoria, tu sai lì? Asap! Ah sì? Già, e poi tu cavi qua in leretta. Ma quella che non frega, la assicurazione obbligatoria, e quella che fa rompere io per ferire con la mente a mia fumna, e poi proprio adesso, anziché che celebro al quarantennale della resistenza, eh? Sì, Tartaia, guarda che adesso è il trentennale della resistenza, ma poi ti codese, ma già fai del partigianti in due? Ma che partigiano? Alle 40 anni che sono mariato, 40 anni che resisto con la garola a mia fumna. Ma va al dia una volta per sempre, e la sempre vale e mi bella stasi, sono sempre sia dette da me. Ah, ben, Antolì e la ragione, le proprie vere. Che dago sempre ragione, no? No, chi c'è una stasi. Ti Tartaia, scusa una minuta, ne? Cerca a tu da approfittare della mia pazienza. Guarda che mi stassi e lo son proprio mi son pan barot come te. Alla parlare al cittadino. Ma si c'è da re dei massacratori di zolle. E la smassapi zernti con la vanga che il colera con l'epidemia del 1600. Mi contuca sempre bene, ma carbiovo. Ti la zambel da sfute, ma da mia ti hai imbaratro, un abisso. Ne passonente, per fare un esempio, le ferie in Tina Sofia come ti fai ti, mi in ferie e vado e te lo dimostrerai mandante una cartolina da Viareggio. Ah sì? Ma perché te la mandi da via Catania? Va. Tanto alle sempre di Strasburgo. Intendo Viareggio, tutta qua, al mar, non via Reggio, tacca al Camposanto. Ma strarmene mobili a fame a me Lourdes con le tue idee di grandezza. Gata adesso. L'unica cartolina che te le mandeme alle quella via Settembrino. Sì, pusa. Cartolina Fiat, quella che vuole tutte le mattine prima di entrare a boita. Ah sì? Pare? E allora me lo farai vedere, me. Ma cosa che cerchi adesso dentro la borsa del mangiare? Ma cottoire! Guarda, fidi, poi mi do una rabbieme, e lo savia, alla turna non butamla. Ma spero se lei si adesso con chi t'allas.
E lei con la solita lurda a mia fumna, alla torna non buttami la furciolina per mangiare la minestra. Questa è buca. Ma che tire fuori? Ma per mangiare la minestra va al picciar, no? Bravo ti, però con la furciolina a dura più. Ma proprio, a svecchia sei proprio miserabile. Ma ciamo mi, dovrei la furciolina perché la minestra dura più in peso. Ma è roba da matto. Sì, aspetta, mobilia. Aspetta, sa continua parei e dovremo fare con noi come capang alla radio, cerchendesco per l'estate. Casomai dovrà di un disco per l'estate. No, devi proprio di un desco, un po' per andare a mangiare, si vorrà non diventare trasparente. E con son, e saluto, e vado a casa. Ma come che vado a casa? Ma se adesso non mi andare a rischiare? Ma la deve andare a casa. Ma fa una calfol. E però per perdere la giornata anche, no? Ma no, deve andare a casa, a catena una furciolina. E poi vengo con te a bollare la cartolina. Signor, tenmi la mano in testa, ma che pazienza che va con te. Ciao, la tartaglia, ciao. E ciao, mobilia.